La mozione per la creazione di un tavolo tecnico straordinario per la rivalutazione della sicurezza idraulica del Piave, presentata in regione dalla consigliera ex Lega, ora gruppo misto, Sonia Brescacin, piomba sui comuni del Basso Piave come l'ennesimo rinvio di una decisione attesa da decenni, proprio nel momento nel quale il progetto sembrava poter vedere un'accelerata. La questione è quella controversa delle casse di espansione del Piave sulle Grave di Ciano, al centro di una lunga querelle politica e giudiziaria. Qui riviviamo periodicamente la medesima situazione. Faccio presente che da Fossalta di Piave 90 fino alla Foce siamo in 100.000 che viviamo aggrappati alle rive di questo fiume che è meraviglioso ma anche molto pericoloso. L'abbiamo visto più volte riempire completamente gli argini. Dove siamo adesso, quando il Piave è pieno, c'è l'acqua. L'acqua arriva fin sotto il Ponte della Vittoria, è arrivata nel 2019. La paura è grande. La Regione ha investito già più di 10 milioni di euro per rafforzare gli argini sulla riva sinistra, al lato di San Donà, e adesso c'è un investimento ancora maggiore, quasi di 15, per il rafforzamento dell'argine sul lato destro, lato Musile. Questo metterà al riparo dalla rottura dell'argine, ma non dall'esondazione. E la soluzione indicata dagli esperti incaricati a suo tempo dalla Regione è proprio quella del bacino di laminazione nel territorio di Crocetta del Montello. Un ulteriore rinvio viene vissuto dai comuni a valle del fiume con apprensione proprio nel 60° anniversario della grande alluvione che qui causò una catastrofe con decine di morti, migliaia di sfollati e danni enormi. Io capisco benissimo la delicatezza della sensibilità ambientale, la rilevanza di quel sito meraviglioso, però qui parliamo di vite umane e di danni potenziali gravissimi. L'autorità di bacino, che è presieduta dalla dottoressa Colaizzi, che è anche commissario per le casse di laminazione, aveva valutato, in caso di un fatto come quello del 66, fino a 100 morti e 10 miliardi di euro di danni. Ma a Monte del Piave la si pensa diversamente e da tempo si caldeggia una soluzione diversa da quella che, dicono i sindaci rivieraschi coinvolti, porterebbe ad una devastazione ambientale. Rinvia al mittente la polemica politica, Marianella Tormena, di chi vede nella proposta della consigliera Brescacin una resa dei conti all'interno della Lega per come sono andate le cose nella giunta Stefani, dove è entrata l'ex sindaca di Ponte di Piave Paola Roma. Tormena cerca di smorzare i toni, invita a fare sinergia tra i territori e lancia un appello al presidente Stefani. Tanto lo inviterei qui, perché per noi sarebbe un piacere immenso. E dall'altra parte capisco che ha delle grosse sfide da affrontare. Noi siamo probabilmente un problema piccolino, però il fiume è grande, attraversa tutta la regione per gran parte. Quindi in fondo credo che se porta, come mi sembra stia portando avanti le cose, con calma e con disponibilità verso i territori, non può sbagliare. Quindi va bene che cerchi di ascoltare e di farsi un'idea di qual è la realtà.